È stata presentata stamane a Sacile la edizione del Volo del Jazz 2013 che si aprirà l'11 novembre con un'anteprima al Verdi di Pordenone. Subito un nome di spicco, quello di John McLaughlin, un chitarrista che ha attraversato stili e generi ma sempre ad altissimo livello. Tutti gli altri concerti si terranno allo Zancanaro di Sacile fino al 15 dicembre con la Flight Big Bang 2.1, un progetto che coinvolge i conservatori Tomadini e Tartini e dunque alcuni dei migliori giovani musicisti della nostra regione. Nelle immagini alcuni degli appuntamenti della scorsa edizione del Volo del Jazz. Prima di ogni concerto quest'anno ci sarà una performance di fumetto dal vivo grazie alla matita di Marco Tonus. I biglietti e gli abbonamenti saranno in vendita da domani.